Nato e cresciuto nella città dei templi, il generale agrigentino Portolano ha frequentato il liceo classico Empedocle e ha militato nelle locali squadre di atletica Libertas. Nel corso della sua lunga carriera è rimasto più volte ferito durante le varie missioni ed è considerato un primo dai suoi compagni di corso e da tutti i soldati che l'hanno avuto come comandante. Il generale agrigentino, comandante del comando operativo del vertice interforze, ha coordinato le operazioni di evacuazione in Afghanistan. In soli 14 giorni, afferma Luciano Portolano, e in condizioni difficili abbiamo evacuato e portato in salvo 4.890 cittadini afghani, tra cui molte donne e bambini. Abbiamo fatto il massimo. Siamo stati noi ad appoggiare con forza l'apertura di incarichi di responsabilità al mondo femminile, come non era mai accaduto prima. Il generale Portolano continua dicendo: penso all'attività che abbiamo condotto insieme a Maria Bashir, prima e unica donna a ricoprire l'incarico di procuratore capo nella provincia di Herat e poi rimossa nel 2015 dall'allora presidente Ghani, per la riuscita dei programmi a favore dei diritti delle donne e al miglioramento della loro condizione. La democrazia per Portolano, dal mio punto di vista, non si esporta, deve crescere all'interno del paese, anche se servono almeno un paio di generazioni. Il motivo, continua Portolano, base della missione italiana è stato quello di portare avanti il concetto del rispetto dei diritti umani, dove non c'era, con il dolore e la riconoscenza ai 54 caduti e ai 723 feriti italiani, e la preoccupazione per i collaboratori afghani che non sono ancora riusciti a fuggire. Sappiamo di aver ottenuto risultati brillanti almeno con una generazione. Le decisioni, continua Portolano, prese in ambito internazionale prevedevano un ritiro progressivo, ma la componente americana ha privilegiato una strategia più rapida dopo che un primo accordo con i talebani prevedeva un ritiro delle forze NATO entro il 1° maggio scorso, poi spostato in avanti all'11 settembre prossimo, una data simbolica dopo 20 anni dall'inizio della missione internazionale, ma, conclude Luciano Portolano, senza tener conto della situazione che si stava sviluppando sul campo. Abbiamo evacuato e portato in soli 14 giorni, in condizioni difficili, 4.890 cittadini afghani, tra cui molte donne e bambini. Abbiamo fatto il massimo. E nel pomeriggio è partito anche l'ultimo C-130 con a bordo i militari italiani che sono stati impegnati in questa operazione, la Joint Evacuation Task Force. Con oggi termina l'impegno ventennale delle forze armate italiane in Afghanistan e il mio pensiero va ai 54 caduti, alle loro famiglie, ai 723 feriti e alle vittime degli atti terroristici.